Allora, avevamo visto un po' il discorso, parlando del discorso delle pensioni, è un altro problema che coinvolgerà anzi gli immigrati che poi un domani qua riusciranno ad andare in pensione. Coinvolge noi direttamente, però è un problema di fatto esistente. Certo che è esistente, perché come ho già detto prima, le proiezioni ci portano a un futuro dove gli anziani sono tanti e c'è una società lavorativa che non riesce poi a sopperire e a reggere il sistema pensionistico. Quindi questo è uno dei grossi problemi che fa parte di quella progettualità di cui deve dotarsi il Paese Che e ancora di non è cui stata parlava fatta. Badù. Sì, Che ancora è stata fatta, infatti. che non c'è nessuna progettualità. Noi su questo versante stiamo lanciando l'allarme, sanno tutti che c'è il problema, però poi non c'è neanche la ricerca di una soluzione a questo tipo di problema. Aspettiamo l'emergenza. Aspettiamo Speriamo l'emergenza. l'emergenza, diciamo che gli stranieri, gli immigrati ci danno fastidio, che ci tolgono il lavoro, che sono la causa di tutti i mali, perché poi alla fine è questo, ma pensare che l'arrivo, no, di stranieri che si mettono nel mondo del lavoro domani potrebbe salvare o quantomeno rendere più serena la vecchiaia delle persone. Ecco, Assolutamente. questo sicuramente sì, questo sicuramente sì. Chiedo, perché non mi ricordo chi di voi aveva tirato fuori il discorso della seconda Io generazione. l'avevo tirato Aveva dato fuori fuori, lei, esatto, sì. che questo è un altro Sì, e aspetto. questa è una cosa che va curata, va attenzionata, Che saranno perché i suoi figli, sì, seconda noi generazione. se vogliamo veramente guardare, avere lo sguardo lungo, noi dobbiamo puntare sulle seconde No, perché sennò succede generazioni. quello che è successo in Francia, Che che non, non si sono sì, integrati, che sembrava chissà cosa e poi ma noi lo non c'è stata vediamo, una cioè grande prima è stato integrazione. detto, no? I bambini, i bambini non fanno nessuna differenza se uno è bianco, nero, giallo, rosso, verde, no, loro giocano insieme, non hanno questa difficoltà relazionale, quindi sono molto inclusivi e integranti. Perché l'inclusività e l'integrazione non può essere unidirezionale, deve essere bidirezionale, perché entrambi dobbiamo relazionarci. Quindi le seconde generazioni, dal mio punto di vista, sono il tesoro da coltivare, che sono il futuro delle generazioni passate, vecchie. Cioè questo Assolutamente. noi, anche da un punto di vista poi di opportunità lavorative, ma non solo, anche di mente, di pensieri nuovi. E questo soprattutto, Fanelli. Anche qui abbiamo una miopia politica, perché pensare a queste seconde generazioni che sono bambini e bambine che sono nati in Italia e che, come si diceva anche stamattina, non hanno neanche mai visto a volte il paese che hanno scritto sul documento d'identità. Come si fa a pensare di non dargli la cittadinanza, di non considerarli dei cittadini italiani a tutti gli effetti? Sono nati qui, vanno a scuola qui, acquisiscono, come dire, gli elementi culturali di questo paese, cioè sono il futuro di questo paese, hanno una ricchezza in più. Però a 18 anni lo ottengono. Cioè, tanto, come bambini sono sono tutelati su tutti gli effetti, non c'è distinzione tra cittadino e non cittadino. Una volta compiuti i 18 anni la ottieni e quando ne hai bisogno è diciottenne, perché prima ben poco è da fare, quindi non è che viene negato o che vengono create disparità alla scuola di serie A e di scuole di serie B, o non viene trattamento sanitario, non c'è, la sanità c'è per tutti. Sì, però Io parlando comunque anche con delle famiglie che hanno questi bambini, non è che dicono il bambino mio viene discriminato, perché tra bambini non si discriminano, no, nelle tra scuole bambini non li non si discriminano. indiscriminano neanche quando Esatto, non sono... di fatto non hanno, può essere il problema nella squadretta di calcio quando ci sono stati questi casi qui specifici che devono passare di serie, vabbè, però sono stupidaggini rispetto a tutte le altre dinamiche. Ma fanno parte della quotidianità, della vita quotidiana e creano comunque una distanza, perché
questa cosa non vale e non è percepita finché i bambini sono piccoli, ma quando cominciano a essere ragazzini delle medie e delle superiori, comunque emerge una differenza tra loro, anche perché cominciano a esserci le influenze, come dire, della comunicazione, del mondo intorno a loro. Ma perché non riconoscerla subito? Le persone non vengono qui per far nascere i propri figli e dargli la cittadinanza. Perché farli aspettare 18 anni? Perché la maggiore età comunque anche a noi porta dei cambiamenti, secondo, cioè dopo non lo so, Sì. però dico 18 anni è un cambiamento per cittadini e non cittadini differente, è un momento di maturità e anche di scelta in cui magari la persona si dà la consapevolezza, perché ci sono comunità, al di là del matrimonio misti che possono esserci, dove la cultura della famiglia è molto presente, è molto pesante e ci sono ragazzini che non vedono l'ora di avere la maggiore età per potersi liberare anche dal giogo di famiglie tradizionaliste estreme, sì, ma questo quando c'è una certa religione anche diversa. Certo, ma questo come dire, va al di fuori, anzi a maggior ragione dovrei riconoscere da subito la cittadinanza italiana, cioè il fatto che vivrai in questo paese e sarà il futuro di questo paese. A 18 anni è come se ti dovessi chiedere, beh allora come ti sei trovato, ci vuoi restare oppure no? Che cosa dovrebbero scegliere ancora? Sono vissuti qui, hanno la loro vita qui, è come dirgli, ma sei proprio sicuro? Cioè, lo trovo contraddittorio. Prego. Un ragionamento è comunque sulla normativa sulla cittadinanza, sicuramente è datata perché è una normativa del 92 e in quel periodo l'intento del legislatore era quello di tenere un rapporto con gli italiani all'estero, tant'è che oggi sono considerati italiani i nipoti, i figli nipoti di chi si è trasferito in Argentina e in Brasile da 3 generazioni, non ha mai visto il nostro paese. Loro paradossalmente votano, sono appunto considerati italiani a tutti gli effetti. Chi invece è in Italia, è nato qui, ha frequentato la scuola, è cresciuto in Italia, è considerato straniero. Questo è quantomeno un paradosso su cui andrebbe fatta una riflessione. Poi è chiaro che ci sono possibilità diverse di modifica della legislazione. Il dato di fatto è che l'Italia ha in questo senso la normativa più rigida a livello europeo, cioè nessun altro paese considera i figli degli immigrati stranieri per così tanto tempo, quindi quantomeno una riflessione andrebbe fatta. Su questa cosa qui un'osservazione rapidissima, che siamo in chiusura. Allora, su questo sì, allora io partirei anche dalla prima generazione perché cioè, io ci lavoro e ci vivo, pago le tasse. Ma dopo un tot di anni infatti ottenete... Però bisogna stabilire un tempo ragionevole perché l'ultimo decreto, i 2 decreti sono 15 anni adesso, cioè non sono più 10, sono 15. Bisogna vedere perché cioè, io non posso vivere in un tessuto sociale, lavorare, creare ricchezza, ma non posso neanche dire sul comune dove abito, se il sindaco del mio comune va a dilapidare anche i miei contributi, non posso dire niente, perché questo il diritto di cittadinanza, attenzione, non è solo avere un passaporto in tasca, ma anche di poter partecipare nella vita pubblica e anche politica, diciamo, perché sennò che cittadino sei? Perché finché non voti non sei un cittadino, diciamolo chiaramente in una società moderna e democratica. Quindi questo è il problema di fondo. E poi i figli che nascono qua, che non hanno scelto, cioè non hanno scelto di nascere qua, sono nati qua, appunto. Allora bisogna andare, cioè dire le cose come stanno, perché è una presa di posizione politica. Perché poi il fatto di andare là a fare un record, ma il record non è italiano perché tu non sei italiano. Ma è un'assurdità, ci rimettiamo noi in quanto paese.
perché se no l'esempio di Bill Gates e di Apple, no, cioè, non sarebbe neanche immaginabile in Italia, cioè, questo è il discorso di fondo. Poi apriremo un dibattito solo su questa cosa qui, non possiamo farlo, il tempo a disposizione è finito. Io ringrazio la Fondazione di aver collaborato a questa indagine, questo rapporto, grazie naturalmente ai nostri ospiti qua in studio, a voi di averci seguito come sempre. Lasciamo questa parte della nostra trasmissione, andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità ci ritroviamo con il nostro ospite esperto di finanza, Zara. Dopo.